L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 15. L'uomo dell'isola. Dal fianco della collina, che in quel punto era ripida e pietrosa, si era staccata un po' di ghiaia, che, precipitando rumorosamente, era rimbalzata tra gli alberi. I miei occhi si volsero istintivamente in quella direzione e vidi una figura balzare con grande rapidità dietro il tronco di un pino. Se fosse un orso o un uomo o una scimmia, non avrei assolutamente saputo dire. Mi sembrò scuro e irsuto. Di più non vidi. Ma il terrore di questa nuova apparizione mi immobilizzò. Mi fu subito chiaro che ero preso tra due fuochi. Dietro di me gli ammutinati e davanti, in agguato da qualche parte, quell'essere indefinibile. Immediatamente i pericoli che conoscevo mi apparvero preferibili a quelli ignoti. Lo stesso Silver sembrava meno terribile a confronto di questa creatura del bosco. Girai così sui tacchi e, guardandomi attentamente dietro le spalle, cominciai a ripercorrere i miei passi in direzione delle lance. Subito quella figura riapparve e, facendo un giro largo, cominciò a tagliarmi la strada. Ero stanco, certo, ma mi resi conto che se anche fossi stato riposato, come quando mi ero alzato quella mattina, non avrei potuto rivaleggiare in velocità con un avversario del genere. Quella creatura si spostava da un tronco all'altro, veloce come un cervo, correndo su due gambe come un uomo, ma, a differenza di qualsiasi uomo da me conosciuto, nel correre stava piegato quasi in due. Eppure si trattava di un uomo, su questo non c'erano più dubbi. Cominciò a tornarmi in mente quello che avevo sentito dire sui cannibali, ed ero ad un passo dal chiamare aiuto. Ma il fatto stesso che fosse un uomo, anche se selvaggio, mi aveva in qualche modo rassicurato e cominciò a tornarmi, in proporzione, la paura di Silver. Rimasi immobile, quindi, cercando una via di fuga. E, mentre ci stavo pensando, mi sovvenne che avevo una pistola. Appena mi ricordai che non ero indifeso, ripresi coraggio e mi volsi risolutamente verso quest'uomo dell'isola e mi diressi verso di lui a passo spedito. Questi doveva essersi nascosto dietro a un altro tronco, ma certo mi spiava attentamente, perché non appena cominciai a muovermi nella sua direzione, riapparve e mi venne incontro. Quindi esitò, si ritrasse, tornò ad avanzare e infine, con mia meraviglia e imbarazzo, si gettò in ginocchio, protendendo le mani giunte a mo' di supplica. Nel vederlo fare così mi fermai. «Chi siete?» chiesi. «Ben Gunn», rispose, e la sua voce aveva un tono sgraziato e roco, come una serratura arrugginita. «Sono il povero Ben Gunn, e sono 3 anni che non parlo con un cristiano». Potevo vedere ora che era un bianco come me e che i suoi tratti erano anche gentili. La sua pelle, nei punti più esposti, era cotta dal sole e anche le labbra erano annerite. Gli occhi chiari, poi, in un viso così scuro, erano veramente sorprendenti. Mai avevo visto, e neppure immaginato, un mendicante più cencioso di lui. Brandelli di vecchie vele e vecchi panni da marinaio gli facevano da abito, e questa straordinaria rapprezzatura era tenuta insieme dalle legature più varie e improbabili. Bottoni d'ottone, zeppetti e lacci di matafione incatramato. Alla cintola portava una vecchia cintura di cuoio con una fibbia d'ottone, l'unica cosa solida in quella sua bardatura. 3 anni, esclamai. Avete fatto un naufragio? No, compagno, disse, posato a terra. Avevo sentito quell'espressione e sapevo che stava a indicare un'orribile punizione abbastanza comune tra i bucanieri, per cui il colpevole veniva abbandonato su qualche sperduta isola deserta con solo un po' di polvere e qualche pallottola. Abbandonato 3 anni fa, continuò, e da allora ho campato di capre, vacche e ostriche. Un uomo, dico io, dovunque si trovi, può badare a se stesso. Ma, amico mio, ti dico, il mio cuore spasima per un po' di cibo da cristiani. Non è che hai con te un pezzo di formaggio? No? Sapessi per quante lunghe notti ho sognato del formaggio, specialmente abbrustolito. E poi mi svegliavo e mi ritrovavo qui. Se mai dovessi riuscire a tornare a bordo, dissi, avrete tutto il formaggio che vorrete. Per tutto il tempo non aveva smesso un istante di toccare la stoffa della mia giacca, strofinarmi le mani, guardarmi le scarpe.
e, tra una parola e l'altra, esprimeva come un bambino la gioia di trovarsi di nuovo alla presenza di un suo simile. Alle mie ultime parole, tuttavia, si riscosse e diventò diffidente, come se fosse stato preso alla sprovvista. Se mai dovessi riuscire a tornare a bordo, dici, ripeté. E perché, scusa? Chi te l'impedisce? Non voi, lo so, fu la mia risposta. Puoi starne certo, gridò. Allora, compagno, com'è che ti chiami? Jim, gli dissi. Jim, Jim, fa lui, apparentemente molto soddisfatto. Bene, allora, Jim, la mia vita è stata così turbolenta che arrossiresti solo a sentirla. Ecco, per esempio, tu a vedermi, non diresti che ho avuto una madre pia, non è vero? Domandò. Beh, no, non particolarmente, risposi. E invece sì, disse lui, lo era, e molto. E io ero un bambino ben educato e devoto, e sapevo recitare il mio catechismo così in fretta che non si distingueva una parola dall'altra. Ed ecco come sono finito, Jim. E tutto cominciò giocando a zecchinetta su quelle benedette lapidi al cimitero. Questo fu l'inizio, ma non mi fermai lì. Mia madre me l'aveva detto. Santa donna, lei aveva già previsto tutto. Già, ma è stata la provvidenza a farmi finire qui. Su quest'isola deserta ho potuto riflettere a lungo e sono tornato ad essere devoto. Non mi pescherai più ad assaggiare del rum, a parte, ovviamente, un dito così alla salute, alla prima occasione. Sono deciso ad essere buono e so come farò. E Jim, aggiunse guardandosi intorno e proseguendo con un filo di voce, sono ricco. Ero ormai convinto che quel poveretto fosse impazzito per la solitudine. Immagino che questa convinzione mi si leggesse in faccia, visto che continuava a ripetere, sempre più accalorato, la stessa frase. Ricco, ricco, ti dico. E sta a sentire. Farò di te un uomo, Jim. Ah, Jim, benedirai la tua buona stella, vedrai, per essere stato il primo a trovarmi. A questo punto, però, il suo viso si rabbuiò improvvisamente e, serrando la morsa con cui mi stringeva la mano, alzò l'indice minacciosamente davanti ai miei occhi. Jim, senti, dimmi la verità. Quella non è la nave di Flint? Mi chiese. Ebbi allora una felice ispirazione. Cominciai a pensare, cioè, di aver trovato un alleato, e gli risposi prontamente. Non è la nave di Flint, Flint è morto, ma ti dirò la verità, come mi hai chiesto. A bordo, per nostra sventura, ci sono alcuni dei marinai di Flint. Non un uomo con una gamba sola? Chiese annaspando. Silver? Ah, Silver, disse lui. Ecco come si chiamava. È il cuoco e anche il caporione. A queste parole strinse il mio polso con tutta la forza che aveva. Se sei stato mandato da Long John, disse, con me ci faranno polpette, lo sai. Ma tu, che fine credi che farai? Lì su due piedi presi la mia decisione e per tutta risposta gli raccontai la storia del nostro viaggio e la difficile situazione in cui ci trovavamo. Lui mi ascoltò con vivo interesse. Quando ebbi finito, mi diede un buffetto sul capo. Sei un bravo ragazzo, Jim, disse. Ma adesso siete in un brutto guaio, non è vero? Beh, a questo punto non devi far altro che fidarti di Ben Gunn. Ben Gunn è l'uomo che ci vuole. Credi che il tuo cavaliere si mostrerebbe generoso se qualcuno l'aiutasse a togliersi da questo che, come ben vedi, è davvero un brutto guaio? Gli dissi che il cavaliere era l'uomo più generoso del mondo. Sì, ma, vedi, replicò Ben Gunn, non intendevo una portineria all'ingresso della villa e una livrea o cose del genere. Non è questo che avevo in mente, Jim. Quello che intendo ammonterebbe probabilmente alla bellezza di, mettiamo, 1.000 sterline, che poi proverrebbero da soldi che è come se già fossero miei. Sono sicuro che lo farebbe, dissi. Gli accordi erano questi, che ogni uomo avrebbe avuto la sua parte. E un passaggio, aggiunse, con aria tremendamente astuta. Per Bacco, esclamai, il cavaliere è un gentiluomo. Inoltre, se ci sbarazziamo degli altri, avremo bisogno del vostro aiuto per riportare indietro il vascello. Sì, disse lui, certo.
e sembrò molto sollevato. Ora ti dirò cos'è successo, proseguì. Questo ti dirò, e poi basta. Ero sulla nave di Flint quando lui seppellì il tesoro. Lui e altri 6 robusti marinai. Rimasero a terra per quasi una settimana e noi a bordeggiare su e giù con la vecchia Walrus. Un bel giorno fa il segnale ed ecco che arriva Flint da solo su una scialuppa, la testa fasciata in una sciarpa azzurra. Il sole si alzava proprio in quel momento e lui lì, a prua, sembrava bianco come un morto. Ma lui, eccolo lì, e i 6 erano morti e sepolti. Come avesse fatto, non uno di noi a bordo riuscì a spiegarselo. Doveva esserci stata una zuffa, omicidi e morti violente. Lui contro 6. Billy Bones, che era il secondo, e Long John, che era il timoniere, gli chiesero dove fosse il tesoro. Ah, fa lui, potete andare a terra se volete e rimanerci, fa. Ma quanto alla nave, fulmini e saette, riprenderà al largo per prenderne dell'altro. Ecco cosa disse. Insomma, 3 anni fa mi trovavo su un'altra nave e avvistammo quest'isola. Ragazzi, dissi, qui c'è il tesoro di Flint, scendiamo a terra e troviamolo. Il capitano era contrario, ma i miei compagni erano tutti d'accordo e così sbarcammo. Per 12 giorni lo cercammo e ogni giorno mi coprivano di insulti, finché un bel mattino tutti i marinai tornarono a bordo. Quanto a te, Benjamin Gunn, mi fanno, ecco un moschetto, fanno, una vanga e un piccone. Tu puoi rimanere qui a trovarteli da solo i soldi di Flint, fanno. Beh, Jim, 3 anni sono stato qui e non un boccone di cibo da cristiani in tutto questo tempo. Ma ora, guardami. Ti sembra un marinaio semplice? No, dirai, e infatti non lo ero, dico io. E così dicendo strizzò l'occhio e mi diede un pizzicotto forte. Basta che tu dica queste parole al tuo cavaliere, Jim, continuò. Proprio queste parole qui. E infatti non lo era. Per 3 anni è stato l'unico uomo su quest'isola, notte e giorno, con la pioggia e col sole. E qualche volta magari si inventava una preghiera, dirai tu. E qualche volta magari pensava alla sua vecchia madre, se era viva, dirai tu. Ma per lo più il tempo di Gunn, questo è quello che dirai, per lo più il suo tempo era occupato da un'altra questione. E poi gli darai un pizzicotto come questo. E mi pizzicò di nuovo in modo fin troppo amichevole. Poi, continuò, prendi e gli dici così. Gunn è un bravo uomo, tu dirai, e si fida ben oltremodo ricordati, di un gentiluomo nato che di questi gentiluomini di Ventura, essendolo stato anche lui. Va bene, dissi, non ho capito una sola parola di quello che avete detto, ma non fa la minima differenza, perché come faccio a tornare a bordo? Ah, certo, disse lui, è questo il guaio. Beh, c'è la mia barca, che ho fatto con le mie mani. La tengo sotto la roccia bianca. Alle brutte possiamo tentare con quella, una volta che è buio. Ehi, sbottò. Cos'è stato? In quel mentre, infatti, pur mancando ancora un paio d'ore al calar del sole, rimbombò il tuono di un cannone che riecheggiò in ogni anfratto dell'isola. Hanno iniziato a combattere, gridai. Seguitemi! E mi misi a correre verso la rada, dimenticando tutte le mie paure, con l'uomo abbandonato sull'isola che, bardato di pelli di capra, mi trotterellava accanto, agile e spedito. A sinistra, disse. Tieniti sulla sinistra, Jim, amico mio, in mezzo agli alberi. Qui è dove ho ucciso la mia prima capra. Ora non scendono più qua giù, se ne stanno abbarbicate su quelle montagne per paura di Benjamin Gunn. Ah, ed ecco, il cimitero. Mi sa che intendesse il cimitero. Li vedi quei tumuli? Io vengo qui a pregare di tanto in tanto, quando mi dico che forse è domenica. Non è proprio una cappella, ma sembra, non so, come più solenne. E poi, tu dici, Ben Gunn era corto di uomini, niente cappellano, nemmeno una Bibbia o una bandiera, tu dici. E mentre io correvo, continuò a parlare in questo modo, senza aspettarsi alcuna risposta, che comunque non avrebbe ricevuto. Il colpo di cannone fu seguito, dopo un considerevole intervallo, da una salva di armi leggere. Un'altra pausa e poi, davanti a me, a non più di un quarto di miglio, vidi la bandiera britannica, la Union Jack, sventolare nell'aria al di sopra degli alberi.